Però chi avesse sbagliato treno e così aveva bloccato solo con un treno merci completamente vuoto. Ecco, davanti de fregue rivolgiamo un saluto e un invito cordiale chi venga qua che vogliamo vederli a questi 10 simpatici bambini un pochettini sfigatelli come c'è marissimo avanti qua in Veneto, come cioè che diamo un invito, no? Come c'è marissimo avanti qua, come che abbiamo Mone e anzi ai Mone che diamo anche un invito, sveglia Mone. E andiamo con un'altra notizia. Esatto, questa qua è dedicata ai pensionati. Era ora. Non si parla poco dei pensionati. Esatto. I pensionati non si è mai detto, bisogna sempre parlare di più. Chissà anche se arriveremo noi. Allora, bonus fiscale per i pensionati più poveri. Era ora. E il governo, non so se era una pernacchia o se era la macchina del pensionato che scampava. E il governo, bontà sua, che ha concesso ai pensionati più, come dire, incapienti. Questo è una brutta parola, incapienti, cioè, che noi ciappa niente, incapienti. Sì. Un bonus, chi è che suona? Va a vedere! Un bonus di 300 carte dei SUE all'anno, che sarebbe una media di circa 25 carte da mie al mese. Però avvertiamo tutti quanti i pensionati che ne ascolta. Spendete bene con accuratezza questa. Cosa vuol dire accuratezza? Deve essere un'altra roba. Questa cifra non stai a spenderla in vizi, perché con una somma così scarsea se fassi andare via di terza e darsi anche la pasta gioia. Proponevano al governo di cambiare il nome di stratosferica elargizione. Invece di chiamarla bonus fiscale, si potrebbe chiamarla bonus palsestus. Cioè i pensionati capiria meglio, cosa che in realtà è Dio ciappare e ciappa. Permesso? Stasera non che c'è il fregolotto, so che lo tutti perché mercoledì sapevi che non che c'è le estrazioni, quindi si estrae i numeri che avevamo detto ieri. Ragazzi, non resta, che casino che c'è un corso sto negozio, ragazzi, non resta quindi senza fregolotto che salutarvi e augurarvi lo stesso. Fermeo? Se devo fare un massaggio, sai che sono esperto del Bobby Building. Allora fa una cosa. Non resta che augurarvi tanta fortuna a tutti quanti. Ma soprattutto tanta salute. Tanta salute come e ricordatevi guardate come sei. Che bella salute. Che a salute è importante. E a salute è il cul che caga, non che è oro che li paga. Ciao a tutti, salute, salute. Se mi braga de te, se mi braga de te, goia faccio de toha, goia faccio de toto, se mi braga de te, se mi braga de te. Ascolta, no, Gatto, Remigio? No, Gatto, mi voglio sapere, stavolta, sono dai in posta a pagare boette. Roberto? Stavolta non dico. È colpa mia. Cosa saperlo? È mio non voglio neanche acciappare, scusa un attimo. Ecco, adesso voglio sapere che è. No.
Pronto? Dica che a Moa, Sì, aspetta un attimo. Dica che mi non voglio sapere niente, dica. Aspetta un attimo. Che se sposta la macchina mi fa un campo. Aspetta un attimo che non capisco niente. Queste robe qua, che mi pago le tasse tutte quante. Pronto? Anche la tosa. Pronto? Chi sei che? E dica che mi non voglio più sapere, che non voglio più sapere. Dica. Scusa, è che ha sbagliato il numero, ciao, scusa. Remigio? Non c'entrava niente, era uno che aveva sbagliato. Remigio? Perché vuol dire tutte che robe. No, dico, vabbè che non mi vuoi tanto bene, ma insomma. Remigio, finalmente hai man ligare e puoi fare quello che vuoi. Manco saludiamo, no? Che c'è gente che mi vede, dai. Come stai a casa? Stai bene? Speriamo di sì, perché non altri qua. Ed è sempre Ea, siamo i braghi di te. Con la faccia di toa. Come vostra. Guarda Liberemme per piacere. No, Liberemme. anche poi sua lingua ti doveva mettere lì a Che ti ho lavorato, che ti ho fatto Sì. il tuo lavoro. Sì, Gosto Scoop, so Claudia Pandolfi. Claudia Pandolfi, cosa chi parlate sei? Claudia? Claudia Pandolfi, Sì. che ha tanto il visetto d'angioetto, Sì, acqua e conosci, sapone. no? Che- Ah, se ne rovina, Omeniese. Ah sì? No, Sì. no. Sì, perché adesso si deve Era quella che era insieme con che sta Come? insieme un mese con suo marito, poi è andata via con coso. infatti- Con pezzi. Anche ha fatto bene. Infatti, insomma. Pezzi, con Sì, coso. ha fatto Adesso bene. dobbiamo andare sto Andrea Pezzi per mettersi insieme con sto Stefano Accorsi. No. No. A Pandolfi con Stefano Accorsi. No, non Ti si- sei sotto niente, Roberto? non si mi è niente vero. No? Cioè, guardi che No. stai insieme al che- film la... Amico a... Collega, Cioè che tu hai insomma, visto sì. niente, Ido, come si comportavi? No, con Claudia, guarda, non tia conta Claudia. niente Stefano Accorsi. No. Mia Claudia. A Cotì! A Claudia Cotì! No. Ascoltami, è gatto da dirlo davanti a tutti quanti. C'è un segreto che ha da stare Vanessa, un fra piacere. pochi. Vedi di poter... Questa cosa è molto bella come scoop, diria molto Vanessa? bella, finalmente. Oggi non abbiamo neanche fatto ora di alzare l'audience. Boh, Dai, cerchiamo di- alziamo l'audience. Alziamo Dai. Anche perché la Vanessa sta indossando un capo. Faccio da modella. Fai la sfilata. Faccio la sfilata. Sta Avanti. indossando un capo, ecco, che riguarda l'artista che avevamo avuto ospite ieri e torna stasera conto. E Sono torna stasera- portata per sì, il sì. lavoro di modella. Sei scappuzzata. Mi sono scapuzzata un attimo. Che avevo Antonio Riello Riello. anche stasera, io qua. Avanti. Buonasera. Toglilo, setto acqua in mano, Vanessa. Come mi ha messo stasera? Antonio, ieri sera se impennai gli indici di ascolto a causa Prego. delle tue No, che snetto, produzioni, perché- delle robe che ti avevi portato. Cioè, ieri sera te che hai portato le armi per signora, una serie di armi Remigio, bravo. molto belle. E stava meglio col casco in testa perché visto quello che è sotto. Questa mi aspettavo. Stasera invece decidio di indossare un'altra tua opera, mi No, mi pare. avevi messa su le forze, so cerco di liberarmi. Ecco, sì. Asia camicia e forze. A camicia di forza, però Per la sera signora. camicia di forza per... Per signore, Per signore. fate dei leopardate, pitonate. Di Cioè, ti tutti che i tipi, pensare che col se jeans. e camicie di forza normali, se bianche, unisex, se pensare per le donne, che vuoi una camicia di forza un pochettino più leziosa, più Esatto. civettuola, Raffinata. eccetera. È un progetto per, Sì. che ho fatto per gli ospedali, che sono tutti camici, Sì, sì. con tutti a quadretti, col pitone, col leopardo, con i mestieri. Ma sì, dai, funziona sta roba. Ostrega e anche per i Comodi anche. Anche per i Oh, matti. di una gran comodità. Cioè, Perché non è giusto che sti vari Sì, sì. o Così armani, giusto. quello che sei, tutti questi vari mestieri faccia solo per quelli che sta bene. Poi io, sì. Giusto? È un artista che ha fatto una linea, diciamo, prete a portè. Bravo. Vediamo qua la camicia Esatto. di forza per signora, anche Bravo. questa, in quadrettini, molto Bravo. tranquilla. E qua, Siete- da cucina, diciamo. Ah, sei Delino? Da- Sì, Delino? Organza. D'organza. Dell'ino, se sua. E questa qua invece... Ah, non è Delino, è Donny. Ah, E questa qua in jeans invece. Questo in jeans, se riesco a liberarmi. Molto più Aspetta che pratica. mi Ecco, cavo, guarda. ecco sì. Perché è un'altra roba che se sempre da donna. Leggere veramente le forze. Pareva che Udini fosse chissà cosa. Ragazzi, studiare. E andiamo a tenere la nostra Vanessa. Remigio, E questo qua è che ha è blusone di stomaco sto qua, guarda qua. per quelle molestie sessuali. Ah, quindi una cintura contro le molestie sessuali. Certo. Se una femmina si mette questa cintura qua, puoi stare tranquilla. Tony, ma vai a messa sopra o sotto gli indumenti che sta qua? Sora, Cioè, a vista. fa anche da messa questa, ti dici? Fa anche da bene. Guarda qua. Senti Antonio, queste te fai tutte quante queste cose, ma come ti sei venuto l'idea di fare tutti questi oggetti, queste Perché opere? ha cambiato spacciatore ora che sei venuto in mente? Come sei che ti sei saltato fuori sto estro, sta Mi cosa? piace fare robe che non gli sei.
Robe inventare quello che non esiste. Che faria? Perché mi avete dei problemi. Sento cara della mia si può fare, che non Sì, è ma tiante me qua. liberei anche un Pochi attimo da perché... sento. Ancora 500, ma cosa lo sa far fare? Vabbè, ma buoni però, no? Vabbè, ecco, se puoi mettersi d'accordo. Bene, senti Antonio, te sai che il nostro sia un programma soprattutto de no. De no. No. De no. De no. No. No, un foto che ieri sera. No, de no. de- Ho fatto quello di ieri sera, Seo compagna. Seo compagna, sì. Allora, De no, no. vediamo se mi ricordo. Sì. No, fino a no ti, arrivo fino a ti. No ti. Sì, Ostia. notizie. Vediamo se indovino. Notizie. Oh, Madonna. Le notizie del Marostica. Notizie. Vabbè, siamo duri, c'è la colpa dell'acqua. Esatto. Notizie, che abbiamo alcune notizie, commentiamo insieme, come questa. Albano, tu sai che sei Albano, no? A posto. Albano è un noto cantante. E Quello che ha che c'hai, deciso, quello che avevi esatto, quello che si aveva sposato con la cosa. Romina. Con Con la Romina Povera, ecco, aveva tutto da Romina. povera Ma Romina. mica credo che fosse morto. Chi? No, non è ancora vivo. Anzi, è che ha deciso di candidarsi ed entrare in politica. Sì! Giur! Sì! Che a politica non fosse più una roba seria, lo avevamo capito tutti, ma che adesso anche i cantanti decidano di dedicarsi a tempo pieno alla politica, mi pare un pochettino massa. Invece pare... Ma con chi? Con chi? Pare non essere... Nota, buon che pressaghetto, che è da scappare. Pare di non essere stesso parere il noto cantante pugliese di Cellino San Marco, Albano, e qua è che ha Da dove dichiarato... sei? Da Cellino San Marco. Sei a Rente a Marostica, sto qua. No, è un po' più distante. Pisose, non sia Pisose. Molto più su, ecco. più su. E che ha dichiarato di sentirsi pronto a entrare in politica ed essere un convinto montanegliano, berlusconiano e papista. Quante robe credi di essere? Ma chi sei che oramai ci ama? Chi sei che ha domanda niente adesso qua? Un consiglio. Detto da Noati De Frego, e caro Albano, ti conviene fare il cantante, perché qua la gente è stufa di ascoltare sempre la stessa musica da parte dei poetici. Ascoltano altri. A stare, a sapere, te conviene. Paga e paga, pantalone. Sempre C'entra paga, niente, paga. paga sempre pantalone. Cosa che avevo? Allora, diria alla Una Vanessa- notizia di nera. Vanessa? Sì. Vuoi pettinare il nostro Sì, ospite? sì, qua? grazie. Come che Grazie. facciamo? A square? Eh? Che a patina. Che devo pattina direttamente. Allora, rubate. Rubate le maglie della squadra di calcio. Questa è una roba Questa qua è gravissima. una notizia veramente Molto grave grave. e siamo veramente putrefatti a dire questa notizia. Siamo a San Martin de Lupari, conosci qua San a Martin? Rente Questo Petata, a Padova, ma potrebbe capitare dappertutto, anche a Marostica. Davvero? Esatto, i giocatori del CRB, Centro Borghetti. ricreativo Borghetto. Ah sì, per quello volevo dire Sì, CRB. CRB. Pareva un'altra roba. Vabbè. Arriva domenica mattina al campo per fare una partita de Bayonne contro gli storici rivali del Tombo. Quelli della famiglia Doris. Quelli No? Doris, sì. Ecco. E Tutti sorpresa. bei sti qua, tutti bei Sti illustri. quanti spettacoli, bei, cioè se sponsorizzati da bei. Mediolano, quelli del tutto, Tombo. le Ecco. scarpe d'oro, eccetera. Sorpresa, ladri anonimi che avevano rubato tutte quante e magliette e tutti i baoni novi de Bain. Baoni novi de Bain. Ecco. La partita si è svolta lo stesso doparando le magliette vecchie, tutte quante rattopae, piene di busi, e i baoni vecchi portai da casa. Anzi, a dire la verità, che aveva doparai i baoni chi aveva poi mano. La roba peso. Sì, chi ha perso anche a 4-0. Ah sì? E anche al primo posto in classifica, la prima contro la seconda, capito? Chi ha perso il primo posto in classifica. Visto come che se andava e robe, viene da pensare che i ladri, come minimo, i fosse tifosi del Tombo. Noi altri di Frego però vogliamo fare una sottoscrizione a favore dei pori bocce borghettani e anzi che offrimo alla squadra CRB Borghetto e nostre magliette e magliette di Frego con la scritta paga sempre Pantaeo. Se la prossima volta va in campo che magliette nostre, poi reti senza magliette. Ciao, signore, che magliette no? Sì, vabbè, questi non li rubava. Mi so che ti in quanto a robe strane particolari te ne è ancora racquante. E voi chiesto, potevi tornare domani sera per presentarmi una roba ancora meglio, ancora nuova, peggio. differente. Sì. una Torni novità. poi domani sera. Insistito. Sì, l'ultimo giorno Insistite. finimo in Besa. Vabbè, torna, che poi c'è da tornare. Invece noi andiamo avanti col corso del Veneto, Parveneti e Foresti. Studia, studia.
corso del Veneto che tante soddisfazioni ne dà, tanto è vero che continua a arrivare lettere e anche telefonate, certo, anche telefonate. Il nostro centralino riceve le telefonate e come per esempio... oggi diciamo alcune... Allora, Massimo Guerra de Giudecca, a Venezia, ecco, che indovina i Stefani che in dialetto veneziano significa i denti, che non solo in dialetto veneziano, ma sia anche in dialetto padovano, in dialetto trevisano, in dialetto veronese e in dialetto veneto. E Francesco Faedo invece di Padova, no, il Tirana, via Tirana, da Tirana in Albania. Anche, ormai gli albanesi tutti quanti qua, non c'è più nessuno. Vabbè, che poi è... No, anzi, sai che è storia dell'Europa, che abbiamo speso un sacco di schede per entrare in Europa. Guarda, gli albanesi entrano tutti i giorni, non paga niente, vabbè, importa. Senti questo qua, Birro Dino, anche questo del Ponte San Nicolò, e che ha individuato la parola nossada, ecco. No, non hai indovinato la parola nossada, proprio per niente. Hai sbagliato, caro Dino, mi spiace per te. Gai sbagliato, caro Dino, Gai sbagliato. E pertanto, avendo sbagliato, non potrai ricevere la nostra maglietta, oppure la nostra cassetta, oppure la sgana sada. Ecco. Perché se tu gavesti guardato bene il programma e gavesti scritto giusto le risposte, oppure te fossi procurare il libro de frego e che tutte quante le librerie che dentro ci tante notizie interessanti e poi servire come ripasso per sapere le nostre risposte, avremmo potuto vincere le nostre magliette. In che maniera? Ed è proprio per quello che non andiamo al corso del Veneto, perché c'è ancora gente che parla come te. Oggi parliamo dei modi di dire, un cove proponemo alcuni modi abbastanza arguti da dire sul tema del mangiare. Ecco, questo si usa ancora per indicare uno ingordo. Uno che si ingordo si dice è il magnaria, anche è brose del San Rocco. Cioè San Rocco che aveva peste, pensa di dire del brose che è. Oppure il magnaria anche è sgalmare de Pilato. Sgalmare de Pilato. Sì. Pardini Mense che non le c'era niente da mangiare, proprio uno ciappa mai, diceva anche se magna salti de simia. Oppure El Magna con l'impiria come gli occhi, e si riferisse anche ai tempi nostri, e uno quando a uno di ingrassarsi esatto, de brutto, ingossarsi de brutto. Compito per casa, cosa abbiamo oggi per casa? Attenti. E il compito per casa è dire il senso di due modi di dire. Uno dico mi e uno te dici ti. Allora, primo se. Nato in car de luna, cosa vuol dire? Oppure nato in cressare de luna, nato in cressare de luna. Ecco. Sempre de luna si tratta. Nato in car de luna oppure nato in cressare de luna. Cosa vuol dire? Se avete individuato il significato del modo devo fare il di dire... corso di dialetto per Veneti e Foresti, se avete indovinato. Se avete indovinato. Sentivate. Allora, la risposta? Tele Nord-Est, via Montesanta 5A 35 030 Servazzano dentro. Dopo vedivo altri, insomma. Cosa si può fare? Fax. Non sento che stava meglio con la camisa del Fossa. Stava meglio con la camisa del Fossa. Secondo me a camisa del Fossa, perdona, c'è una bella idea. Però che manca, e doveva mettere anche una roba perché c'è pare. Perché sempre parla. Cos'è? Maria Vergine, cos'è che sei? In sala attesa. Mi pare di avere, come dire... Mi pare da avere cosa, cosa c'è? No, mi pare... Il fatto è sempre quello, Roberto, che dove sei che se va a leggere? Uno quando che va a leggere, dove va? In sala pranzo? No, e va in bagno. Il 98,8% delle persone lesse in bagno. In cesso, in gabinetto. Remigio, ascoltami un attimo, ma se questa qua, anche questa qua è un'invenzione del nostro Riello? No, questa qua l'ha fatta un altro coiffeur, nostro amico. Ah, sì? Sì, è De Bassan sto qua. Ah, sì? E il nome non ti vuoi dirlo? Non me lo ricordo. Allora, senti che notizia che abbiamo oggi. Thelma e Louise alla Veneta. I carabinieri di Venezia hanno arrestato tosi di 20 anni. Distante, si deve impirarmi gli occhi. E i carabinieri di Venezia hanno arrestato tosi da 20 anni, residenti nel Trevisan, che con l'aiuto del fratello di 18 anni, che faceva da paio, che aveva rapinato alcune banche della zona Trascorseno. A Tenica, usata dai due giovani rapinatrici.
A Tenica non gli era questa, a Tenica gli era molto simile alla trama. Il Trapano dov'è? No, sì, no, col Trapano. Io riusavo una tecnica molto simile al film Thelma e Louise. Infatti, il film Thelma e Louise. Anche ore munite di taglierino, vero? E ciappava a calci e pugni sia i clienti che gli impiegati della banca e dopo aver recuperato i skei e sarava tutti quanti nel gabinetto e lei li leseva. Esatto, li leseva quello che sarebbe stato l'articolo che sarebbe venuto fuori su 2 ore. Però purtroppo per loro la fine è stata un attimino diversa da quella del film, dove che il protagonista riusciva a scampare a poesia lanciandosi con la macchina da un burrone. In sto caso invece tutti e tre stai beccai dei nostri astuti caramba. Sì. E adesso il frego vi rivela anche il nome di ste Thelma e Louise versione casalinga veneta. Una volta. Il primo si chiamava. A prima si chiamava Mona. A seconda Mona. E il terzo Mona. Tutti e tre Mona e apparenti. Ho un'altra notizia leziosa, una notizia che diciamo sempre per via dei furti. Sta fermo questa paruca qua. A Abano Terme rubati i portafogli di 2 impiegate. Recentemente è successo che a 2 dipendenti comunali del comune di Abano Terme ha scoperto di essere state derubate de ben 200 carte dei sue in tutte e 2. E ste 2 donne che aveva sa borsa piccata sull'attaccapanni in bella vista e quando che si è tornata a torse cioè che trovare la sorpresa. È fatto stranissimo in quanto siamo da sempre abituati altri a essere derubati ai nostri comuni grazie a montagne di tasse che i nostri governanti anch'io ne peta, ecco. Quindi potremmo dire che stavolta i ladri si andai a mambassa dei colleghi e questo diciamo non è bello né professionale perché fa perdere il valore al nostro vecchio proverbio veneto che dice can non magna can. A parte scherzi, no altri dei fregue, sappiamo che forse dell'ordine che commenta così il fatto se è un furto anomalo. Chi? Strano. E forse dell'ordine a commentare così il fatto. De Abano Terme. Si tratta di un furto anomalo, strano. Come che si disaria il commissario Derek, brangolemo in del scuro. Stiamo brangolando in del scuro, per sto caso. Anche perché non sapevamo dove battere a testa, visto che tutti quanti i funzionari comunali hanno un alibi di ferro. Ah sì? Al momento del furto, infatti, gli era tutti in riunione. Cioè, ma ora, chi è che ha rubato dove impiegati si era tutti quanti in riunione? Non so niente, mi non voglio sapere niente, mi non conosco nessuno. Ma adesso se viene un momento... È il momento della fortuna, Roberto. È il momento della... Come? Sì, è il momento della fortuna, il momento di ancora, cosa vuoi? No. È il momento della fortuna, è il momento di quanti spetta, è il momento del fregolotto! Anda! No, io ero in bagno a un certo momento così. Sentivo da chi? È come questa volta. È il momento del fregolotto. Cos'è il fregolotto? Il fregolotto è l'otto estratto a Venezia nel 1700, nel 1800 e pare impossibile da quando che ricordiamo i numeri del fregolotto, i numeri storici sia a Venezia in quella data. Tanta gente vinse. E potrà vincere anche con questi che devo dire adesso. Vogliamo farli vincere anche a Sabo? Vogliamo farli vincere anche a Sabo? Vogliamo farli vincere anche a Sabo. Allora, parecchio con i numeri che verrà estratti, speriamo, sabato. E i seguenti: 72, 26, 64, 7, 34. Non che se neanche il tempo per ripetere che vi visti su piacciono perché dovevo subito salutarvi in pressa e dirvi tanta fortuna, ma soprattutto tanta salute. Qua salute non si scherza. La salute è importante che ragione perché qua salute è il cul che caga, non è oro che li paga. Ciao, non è oro che li paga. No, è oro che li paga. Pensavo che potresti dare una spuntatina, è la quarta volta che te mi accetti. E doppie Se mi braghe de te, oh ah, come faccio de toha.